Buonasera a tutti ragazzi, come sempre brutte notizie. In effetti gli scienziati in questi ultimi 7 giorni hanno registrato dei terremoti, diciamo in linea continua, vicino al parco di Yellowstone, quindi un parco come ben sappiamo vulcano e un guaio per tutto il mondo, non solo per gli Stati Uniti, quindi c'è stato un primo terremoto, la maggior parte è a Manhattan, in Montana, di magnitudo 1,2 a 4 km di profondità. Poi il secondo, sempre in Montana, negli Stati Uniti, di magnitudo 1,3, ciao Avvocatella, profondità sempre 4 km. Sempre nel Montana, magnitudo 1,3, profondità 4 km. Sempre nel Montana, quindi vicino al parco, ragazzi. Ciao Silvana. Magnitudo 1,7, profondità 5 km. Poi, sempre nel Montana, quindi vicinissimo al parco, ragazzi, magnitudo 1,8, 2 km di profondità, quindi stanno scendendo ancora. Poi uno di magnitudo 3,3 sempre nel Montana di 5 profondità di 5 km, sempre nel Montana 4,2 profondità 9 km, in effetti 7 terremoti tutti nello stesso posto. Gli scienziati, diciamo sismologi, climatologi, sono tutti preoccupati perché la magnitudo sta aumentando a poco e quindi questo può essere un precursore di ciao Fausta, diciamo di uno più forte. Quindi questa è la paura che temono giustamente gli esperti, diciamo, del parco di Yellowstone, quello che monitorizzano, diciamo, la situazione lì nel parco. Diciamo che in effetti che le scosse più o meno si sono avute nello stesso, diciamo, luogo, e sono 7 le scosse. Ciao Marcella, ciao Elena. E purtroppo la magnitudo sta tendendo a salire, quella è la paura, dice un po' alla volta sta salendo, può darsi che faccia uno più forte. Sì, sì, sembra in America, a Yellowstone, sì, sì, a parco, sì. Siamo negli ultimi 4-5 giorni, questa settimana che diciamo che sta passando, in effetti ci sono avuto 7 terremoti nello stesso luogo, cioè a Manhattan, Montana, negli Stati Uniti, e temono che possa fare qualche botta un po' più grande, diciamo, perché la magnitudo sta incominciando man mano a salire sempre di più. Siamo partiti da 1,2 e siamo arrivati a un massimo di 4,2, quindi diciamo che si sta alzando di parecchio, già 4,2 a 9 km di profondità, ragazzi, si sente già abbastanza bene. Come ben sapete, 9 km sono davvero pochissimi. Figuriamoci, c'è stato uno di 3,3 a 5 km, quindi è proprio sopra sopra, quindi a livello superficiale. Sì, a Gardaland più o meno, stiamo sulle montagne russe, lo sa più o meno. Eh sì, perché 4,2 a 9 km, penso che stavamo sul Taga, diciamo, sulle giostre, almeno credo, eh. Quindi ragazzi, non la vedo tanto buona, è incominciato da 1,2, ma poi la cosa più strana che loro dicono è la profondità. Cioè in effetti si parla di 4-5 km, 8 km, massimo è arrivato qua a 9 km, poi sembra scendere di più, quindi molto molto più brutto. Perché in effetti che la magnitudo è 5, faccio un esempio, ma se è a 80 km di profondità non si sente nulla, però se la stessa magnitudo 5 è a 4 km, ragazzi, i palazzi oscillano tranquillamente. Quindi non dipende dall'intensità della magnitudo, bensì dalla profondità. Quindi più superficiale è, ragazzi, e più si fa il tacatà, come dico io. Vabbè ragazzi, io comunque come sempre approfondisco la situazione sempre a livello sia italiano che diciamo dell'altro, diciamo, mondiale, però la maggior parte fra Indonesia, America, sono queste più o meno le zone, la faglia di Sant'Andrea, diciamo che più o meno queste sono le zone sismiche in effetti.
Certi vedete se qua è raro che faccio un video Russia, che ne so, altre cose, diciamo così, ma da oggi a parte sì, si sa tenere bene Bunker. Quindi è inutile che li fanno. Sì, in Messico, su queste diciamo 5-6 nazioni che diciamo sono altamente sismiche. Poi l'Italia, l'Abruzzo, la Sicilia, stiamo sempre là ragazzi. Quindi al finale giriamo e giriamo, comunque al finale siamo sempre le stesse cose, al finale cambia solo oggi in Messico, domani in America, domani in Abruzzo, comunque giriamo e giriamo, se riflettete tutti, diciamo, tutti i terremoti sono sempre nelle stesse parti, quindi Indonesia è flagellata dai tsunami e delle cose, l'America tiene questa bomba, diciamo, che fa paura, Yellowstone. Vabbè, non preoccuparti, tanto se non sei tu non hai problemi, quindi ragazzi, noi qua a Napoli anche qui ci abbiamo il vulcano dei Campi Flegrei, ci abbiamo il Vesuvio, anche da noi non manca nulla. Poi ci abbiamo il famoso Mar City, quello nascosto sott'acqua. Diciamo che a Sud Italia stiamo proprio inguaiati, nel vero senso della napoletanità. Quindi a noi qua si esplodono tutte e tre ragazzi, ciao ciao, faccio la direttamente volo in cielo, direttamente. Campi Flegrei è una bomba, il Vesuvio altrettanto, il Mar City fa paura. L'ho mandata alle mail, Alessia. Vedi bene che te l'ho mandata, sta scritta su YouTube, l'ho messa sotto a un tuo commento. No, non ti preoccupare, quelle faranno la fine delle formiche, muoiono soffocate sotto terra, quindi non cambia nulla a loro. Noi andremo avanti, poi loro arriveranno dietro. Vabbè ragazzi, ci sentiamo più tardi con qualche altro video. Sempre qualche notizia strana la trovo, quindi non mi meraviglio. Ciao Alessandro, ciao Avvocatella, ciao Alessia, ciao Marcella, ciao a tutti ragazzi, ci sentiamo dopo.